Ci sono voluti 35 anni per la soluzione di uno dei più inquietanti misteri della cronaca nera vicentina. L'avvocato Piero Fioretto e la moglie Mafalda Begnozzi vennero trucidati a Vicenza la sera del 25 febbraio 1991 per questioni economiche legate al salvataggio della conceria veronese Valdalpone, oberata da debiti per 49 miliardi di lire dell'epoca. Lo scrive il GUP Antonella Crea nella sentenza con cui ha condannato all'ergastolo Umberto Pietrolungo, 59enne calabrese legato al clan indranghetista Muto, uno dei due killer. A incastrare Pietrolungo il DNA su un guanto e una pistola recuperati dalla polizia. Secondo il giudice, l'avvocato Fioretto, come consulente legale dell'imprenditore Bruno Mastrotto di Arzignano, aveva organizzato un incontro nel suo studio nel dicembre 1990 con i vertici di una conceria milanese per convincerli a non salvare il gruppo conciario veronese Valdalpone, a un passo dal fallimento. A volere il salvataggio, invece, era la conceria Italian Leather di Bari, che voleva finanziare il concordato stragiudiziale rimborsando il 50% dei debiti della Valdalpone. Mastrotto era contrario perché Valdalpone operava sotto costo e c'erano molti lati oscuri all'operazione. I killer, quel 25 febbraio, attesero Fioretto sotto casa alla sera. Tra gli assassini e l'avvocato c'era stata una discussione. Un testimone sentì Fioretto dire che avrebbe chiamato i carabinieri. Poi gli spari nel piazzale del condominio di Contrattorretti, coincisi con l'arrivo della signora Begnozzi, in soccorso del marito. Il movente del delitto, dunque, per il giudice è la crisi aziendale della Valdalpone. Mio fratello fu ucciso dalla mafia, ha più volte ripetuto Giampaolo Fioretto, perché si opponeva a operazioni economiche inquinate.